Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 10 novembre 2022. Infortunio sul lavoro a Clout verso il processo ai responsabili del cantiere nel quale avvenne l'episodio. Nella circostanza un operaio 59enne di Cosaldo cadde da un'impalcatura di 6 metri riportando gravi ferite per una prognosi di oltre 40 giorni. Svolte le indagini, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per i titolari delle ditte che avevano in carico il lavoro, l'ipotesi di reato e di lesioni colpose gravi con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Rissa nella partita di calcio del campionato CSI tra Unione Sportiva Chies e Bellunese All Fit, dirigenti convocati in questura. Lo scontro, secondo quanto denunciato dalla Bellunese, sarebbe stato innescato da degli insulti razzisti ai danni di un proprio tesserato. Versione smentita dagli avversari. Dopo il parapiglia scatenatosi in campo, l'arbitro ha espulso 3 giocatori della Bellunese, mentre nessun provvedimento è stato preso nei confronti della formazione Alpagota. Su questo accaduto cercherà di fare chiarezza anche il comitato di Belluno del CSI, che ha chiamato a raduno per oggi tutte le squadre del girone A1 con l'obiettivo di mettere fine al dibattito scaturito dall'episodio ed evitare che eventi analoghi possano ripetersi in futuro. Condannato a 1 anno di reclusione l'uomo che nel marzo del 2018 rubò un portafoglio alla discoteca J'adore di Salce. Superata la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto 9 mesi, l'imputato era un giovane di Vittorio Veneto. L'incendio alla locanda a Ponte Serra di Lamon, salvi il piano terra e il primo piano, pesanti danni al resto dell'edificio anche se la struttura muraria non sembra aver subito danni irreparabili. Ci vorrà del tempo ma ripartiremo, il pensiero del titolare Davide Pante. Le prime ricostruzioni dopo il rogo sembrano confermare le ipotesi iniziali sull'innesco delle fiamme. L'incendio è partito dalla mansarda provocato da un cavo elettrico. Vandali in azione al tennis club di Agordo, danni alla struttura dalla quale al momento sembra non sia stato sottratto nulla. I dirigenti della società sportiva che guida il club hanno presentato denuncia contro ignoti. E ancora a rivedere i fondi di confine, lo ha dichiarato l'assessore agli enti locali della provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, provincia autonoma che sarebbe dunque intenzionata a fermare la redistribuzione di risorse verso le aree confinanti con Trento e Bolzano, compreso il territorio bellunese. Cercheremo di ricontrattare con il governo la questione del fondo, ha affermato Gottardi in un'intervista all'Adige. Rispetto al 2009 molte cose sono cambiate e per noi, ha aggiunto l'assessore, il fondo non è più sostenibile. Passiamo allo sport, calcio, serata di Coppa Veneto ieri in prima categoria, eliminato il Borgo Valbelluna battuto ai calci di rigore dal Barbisano. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 con la formazione zumellese che in pieno recupero aveva rimediato al precedente svantaggio. Più precisi ai tiri dal dischetto i trevigiani qualificati agli ottavi di finale. In seconda, sempre per i 16esimi di finale, andava in scena il derby bellunese tra Ponte nelle Alpi e Sospirolese. A staccare il pass per il turno successivo il Ponte vittorioso 3-1. I Granata sfideranno il refrontolo del match in programma il 7 dicembre. E sempre per quanto riguarda il calcio, Serie D, probabile uno stop prolungato per il difensore della Dolomiti bellunese Riccardo Pettinà. Il giocatore ha riportato una frattura al piede sinistro. Il tecnico Diego Zanin non lo avrà sicuramente a disposizione fino al 2023. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.